Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, anche dai nostri tre amici dietro che sono tornati, hanno andato in vacanza, poi hanno detto, andiamo giù, dai, due maghetti, cioè lei e io. Sono tornati tre buddini, tra un po' divento un Buddha anch'io perché a forza di mangiare con la Emilia qui si diventa... No. Cari amici, buonasera e grazie di essere ancora qui con noi questa sera. Avete fegato? Ad essere in nostra compagnia, però avete visto le elezioni? siete dei coraggiosi. Ma potete stare a guardare le elezioni politiche degli Stati Uniti quando non ho. Non so cosa è più micidiale. Qui ci vuole un pelo sullo stomaco. Non saprei. Vi avete detto che ai nuovi amici, chi ci segue, che noi stiamo per ultimare qualcosa di eccezionale, tipo questo super book speciale di edizione Ragione Magica? No, non l'ho ancora detto perché siamo appena andati in onda, però l'ho detto negli incontri Spiegami un po' cosa precedenti. sarebbe. Allora, non so quanti dei nostri amici sappiano cos'è la radionica, ma la radionica è una disciplina dello spirito o comunque per il benessere che viene applicata anche ai campi di indagine tramite la radiestesia, mentre invece la radionica è più applicata all'emanazione di onde di forma che possono condizionare, cambiare, migliorare, correggere certi stati. Guardalo là. Fai capolino, fai capolino. Allora, la radionica dunque in questo caso è messa al servizio delle persone, ma coniugata con l'ermetismo. L'ermetismo è una disciplina della magia che ha origine, proprio il nome, da Ermete Trismegisto, dunque si occupa appunto di rendere scientifico l'approccio alla magia, spiegando appunto le forze, i simboli, i segni e tutte le cose che entrano in gioco, le variabili che entrano in gioco quando si deve appunto intervenire attraverso le forze. Dunque è uno studio che si fa principalmente sul sé, ma anche su tutto quello che è intorno a noi. Dunque questa applicazione, questo ebook ovviamente parla di questo, vale a dire che all'interno di questo ebook Marietto ride all'interno di questo sì, lui da dietro faceva segni, taglia, oh. Sentite questo 50 euro. Insomma, prima mi fai le domande, poi dopo mi fai i segni. Oh. Allora, vabbè, in poche parole, questo ebook riguarderà il lavoro sul sé tramite simbolismo magico, è completamente personalizzato, dunque ogni circuito viene elaborato per la persona che commissiona l'ebook, e lui ancora si ammazza dalle risate, va bene. Lo traduco, ha detto giuro che non le faccio più una domanda. Riprendi? È la mascherina, non ossigena bene. Siamo in zona rossa, in periodo non protetto. No, siamo in zona arancione. Comunque, a parte gli scherzi, amici, se avete 50 euro sapete che andate, traduco quello che volete. No, e tu sei grezzo. Noi è solo per chi ha 50 euro, io invece spiego perché sono 50 euro ben investiti. Bene, dai, adesso allora, gli scherzi iniziamo con salutare i nostri amici. Sì, forse è meglio. Allora, questi spariscono, che dicono, ma non era serata? Va bene, Elena, ciao Elena, il bosco incantato, ciao anche a te. Teresa, Angela, l'hai cambiato? Doina. Prossimo passo, visita oculistica. Allora, Italia, ciao Sofia, ciao Antonio, ciao Cinzia, ciao Federica, ciao Cristina, ciao Eleonora, ciao Nicole. Volevo dire ad Antonio che oggi nella live mi ha fatto una domanda, io non ho risposto, non perché non volevo, ma perché non l'ho vista. Ah, ok.
Purtroppo, risponderò la cos'era da prossima live. Facebook? Ti ha mandato la domanda? No, ok. non l'ho potuto vedere perché sto... Niente, la visita oculistica è la prossima prenotazione che farò. Bene, iniziamo con le prime domande dei nostri amici. Sì, bene. Allora, abbiamo la prima domanda di Teresa. Riguarda il dono, o meglio dire talento. In cosa sono portata e riuscirò a realizzarmi? Qui ci vuole domandona. perché pendolino può fare sì, poco. allora intanto se riuscirà a realizzarsi, sì, no. E poi vediamo cosa dicono le sibille. Direi che un pochino di fatica, poi sì. Era un sì. Allora, Teresa, 30 luglio 96. Vediamo cosa suggeriscono le sibille. Cerchiamo di capire il dono, il talento in base alla risposta delle sibille. Guarda, già qui si capisce che ha un talento nell'ascolto, sì. Nell'ascolto di persone confuse. Dunque già c'è un qualcosa di questo tipo. Ora cerchiamo di vedere meglio e di più. Profondità. Allora, vedi che c'è anche qua nell'esito di assistere persone, vedi anche gli incontri. Allora, ora arriviamo anche all'esito, ma cominciamo dalla prima linea. È chiaro che è un percorso che prevede studio, dunque dovrai, e forse hai già cominciato all'inizio, c'è un qualcosa che comunque emergerà anche grazie a quello che imparerai prima a livello concettuale e poi, anche se con qualche perplessità, con qualche timore, magari anche qualche incertezza, non è detto che sempre tu ti senta sicura o che ti sia sentita sicura di aver individuato la cosa giusta, ritengo però che con quello che abbiamo qui già nel passato eri sulla buona strada. Dunque il primo indizio è che sarà un qualcosa che porterà consolazione, sollievo, ma anche a te, un qualcosa che parte da dentro di te e dunque vedo che già hai fatto forse qualche incontro, magari qualche corso, qualche seminario, non so che cosa esattamente, però vedi che c'è qualcosa che è stato fatto intanto lavorando intimamente dentro di te e vedi che ci sono degli incontri che ti hanno portato comunque già delle soddisfazioni. Ora quello che vedo, messaggero, mercante, lettera, costanza, dunque devi continuare a impegnarti, credo che ormai, vedi, le sibille qui non dicono proprio con chiarezza cosa potrebbe essere, si dilungano più che altro nel dire un po' cosa avverrà. Ed è anche probabile che qualcuno non appoggerà pieno il tuo progetto o il tuo intento, perché abbiamo, vedi, delle lacrime e forse una persona più grande, che potrebbe essere tua madre, che magari è più concreta e non ha paura che ti possa sbagliare, dico anche sbagliare qualche scelta, essere troppo superficiale, magari ti vorrebbe più pragmatica, oppure è preoccupata o sarà preoccupata in futuro in base a quello che le comunicherai. Però ti devo dire una cosa, già qui vedo che si muove qualcosa e siamo nella linea del presente. Ci sono proprio contatti che stanno per arrivare, come vedi. O è una risposta che riguarda il tipo di attività o di dono che hai ed è comunque collegato alla comunicazione, oppure sta dicendo che proprio nel presente e nell'immediato futuro arriveranno molti contatti che potranno appunto darti degli esiti positivi. Allora, cosa dicono però le sibille nell'esito, che ci fa un po' capire qual è il tuo dono, il tuo talento. Ho già visto al taglio una capacità di ascolto. Evidentemente sei in grado di entrare in empatia con le persone e di capire, vedi, di portare sollievo là dove sono confuse. Dunque può essere un qualcosa proprio dedicato ad aiutare gli altri.
Vedi che anche allegrezza al cuore potrebbe significare che le occasioni o le possibilità saranno molteplici, è possibile appunto che avrà più applicazioni il tipo di lavoro che farai, ma vedi sempre, c'è sempre qualche colloquio, qualche incontro a tu per tu, magari non necessariamente in presenza, però in ogni caso hai un talento con gli altri, col prossimo. Bene, andiamo avanti alla prossima domanda, vediamo un po' i nostri amici cosa ci domandano. C'è Elena. Elena, sì. 17 settembre 75, perché Lorenzo 14 aprile 73 fa silenzio da 5 anni e non risponde alle mail di Elena. Ok, vediamo di capire perché e tu puoi casomai... Ci può fare col sì, no? Perché gli avevo Ma, già risposto. l'avevi già risposto? Sì, però ci manca la tua mano, perché io sai che... Allora, vediamo un pochettino, rispondo solo io, ti sento, anche perché sì e no, lì, non so, possiamo vedere se risponderà alla mail. Sì, prova. Vabbè, vediamo, anzi no, vediamo di capire perché Lorenzo non risponde. Sì. Come si chiama lei? Scusami, Elena. Elena. Sibille, ditemi perché Lorenzo non risponde a Elena. E cosa succede? E cosa succederà? Grazie. Dopo vuoi che vado a prendere anche la mia Sibille? Ma se lo vuoi tu, io sono ospite da te. Dunque, ascolta, intanto lui molta confusione, ma anche un'altra cosa che potrebbe essere successa. Qualcuno potrebbe averci messo becco. O aver arrecato confusione con i commenti o con eventuali intromissioni. Ora vediamo un po'. Si vede, che aspetta. Sì, ma qua rispondiamo a perché lui. Allora, guarda, vediamo un pochettino. Messaggero, denaro, belvedere, ammalato, amica. Allora, io penso che uno dei problemi che viene un po' fuori anche dal qui e là nelle carte è che evidentemente c'era una certa distanza fra voi, una distanza proprio anche fisica. Non ho idea adesso di come fosse il vostro tipo di rapporto, però vedi che in passato c'era già un'attesa che portava preoccupazione o abbattimento. Dunque, già in questo senso ti posso dire che è probabile che questa distanza incidesse in molti modi sul rapporto, magari anche in modo economico, per qualche ragione. Sai, qua c'è la carta del denaro. C'è la carta del denaro che è pesante come carta. Non è una carta negativa in sé, no, però evidentemente... Puoi capire che c'erano anche interessi un po'. Potrebbe essere che appunto ci fossero anche degli altri interessi e che queste attese, queste difficoltà probabilmente hanno creato il maggiore disagio. Lui ha già cercato di mantenere un rapporto di amicizia in passato, oppure è più probabile che in un momento in cui lui ha avuto delle preoccupazioni o qualche momento di difficoltà, lui abbia avuto accanto qualche altra persona. Vedi che qua c'è un'amica. Attenzione, in termini di amicizia qui, diciamo che già c'è un po'. Allora, ora nel presente ancora continua la distanza, non lo vedo, nonostante le aspettative e le speranze che puoi nutrire, non mi sembra lanciato. Lui ho dell'idea di risponderti, vedi che c'è tormento, dunque non è che lui la viva nella stessa maniera, è molto concentrato su altre cose, vedi, casa, mercante. Io penso che addirittura lui è pragmatico, ma magari ha anche realizzato altro. Sembra proprio sì. Allora, allegria, dispiacere, sacerdote. Anche questo
non è una linea che parla di un ricontatto o di un qualcosa. Vedi che stiamo chiedendo perché lui, e lui vedi che è preso da altro. Sì, è preso da altro, sì. E lui si è molto raffreddato verso di lei, c'è qua sacerdote. Guarda, riunione, ladro, Imeneo. Vorrebbe fare qualcosa di nascosto, secondo te? Noi stiamo cercando di capire perché lui non le scrive più. Sembra E qua che è chiaro. sembra che sia riunito a qualcun altro. Con un'altra persona. Sembra proprio di sì, anche a me. Lui ora ormai ha un rapporto molto forte con un'altra persona. Ma è un rapporto così nascosto, diciamo, un rapporto nei suoi confronti. È un rapporto che era nascosto allora, perché noi stiamo rispondendo perché lui esatto. Capito? Sì. Lui Chiaro. nel tempo si è costruito un altro rapporto. È probabile che in futuro, vedi, c'è un cambiamento. Sì, o magari per questioni di lavoro si sposterà o qualcosa del genere e avverrà un ricontatto. Però non confondiamo, vedi che l'amore con la leggerezza è magari preso da un momento di nostalgia, vuole farsi un giretto di divertimento. Dunque, insomma... Allora, la sintesi si potrebbe fare così, che lui la pensa, diciamo così, però c'è un terzo incomodo che ha preso il Ma sai, dopo 5 anni il terzo incomodo diventa la persona ufficiale. Sì, no, ma io intendo parlando nei confronti della nostra amicizia. Purtroppo io penso, Elena, che lui si sia sistemato altrove. Comunque, certamente, il finale fa capire. Il finale fa capire che lui potrebbe ricontattarti, ma non devi sperare che torni perché sei la donna della sua vita, vuole costruire con te. All'inizio, almeno all'inizio, il suo interesse sarà. Non mangiamo più la pizza con i funghi perché togli i peli dalla lingua e non la fai più nessuno. Sì, il succo è questo. Ma Elena, io non ne voglio. Già 5 anni che lo aspetta, mi sembra che sia il caso di voltare pagina. Elena, volta pagina. Lui tornerà di sicuro, ma non sarà una cosa. Ma no, tutto fumo e niente rosso. Sai, se poi ti vede un po' disponibile, gli rendi anche cose facili. Andiamo avanti. Angela chiede per suo figlio Yuri, 10 luglio 94, se si realizzerà nel lavoro. Giovane, certo che si realizzerà. Glielo auguriamo. Giovane, no? Forse segue più del marietto fatto. Una bella pulizia, qualcosa di... Mm-hmm. E sto Yuri dovrà... non sarà facile, amore, per Yuri. Per Yuri sarà impegnativa, Guarda. Guarda. Alla fine un sì. Angela, è un sì, però è un sì di quelli, quelli sì, sospirato. Molto sospirato. Io resto così o... Sì, sospiratissimo. Sei tremendo. Allora, mettiamo così, ti rispondo con le sibille, vediamo un pochettino cosa dicono per Yuri, 10 luglio del 94. Aspetta un attimo che io sono... Vabbè, scusate, ma sono andata a leggere i commenti. Anche se dovesse tornare, cara Elena, più che lavoro, ho una passeggiata. Allora, vediamo comunque per Yuri, 10 luglio 94. Allora, qua c'è un incontro fortunato che potrebbe avere per quanto riguarda il lavoro. Mi devo andare un po' indietro perché... Ok, allora,
Posso prenderti la penna? Sì, sì, sì. Guarda, mentre fermo lì, uso il Karnak. Sì. Allora, qui abbiamo morte, dispiacere, superbia, deliranti e fedeltà. Diciamo che già abbiamo una linea del passato un po' impegnativa, perché penso che tuo figlio abbia anche dovuto cambiare rotta o direzione eh, su quello che è stato la sua scelta, il suo percorso. Una scelta che comunque non è stata semplice, probabilmente ha anche sofferto un po' prima di prendere questa decisione e in ogni caso può anche avergli portato non poca sofferenza. Questo potrebbe essere un'interpretazione. Un'altra interpretazione potrebbe essere che probabilmente una possibilità, un'attività, un lavoro che lui svolgeva si è interrotto non per causa sua, vedi che comunque c'è la carta della morte, comunque questa notizia gli può aver portato un po' di afflizione chiaramente. Il clima di confusione resta, ora il motivo per cui in passato Yuri abbia provato confusione non si evince. È possibile che appunto magari non fosse sicuro di cosa fare, oppure pensava di aver trovato una direzione, invece poi non si è rivelata quella giusta, o per eccesso di competizione intorno a sé, o perché effettivamente può aver cambiato idea. Però guarda, alla fine, per quanto riguarda l'ultima carta della linea del passato, c'è comunque fedeltà. Insomma, al di là della confusione che può aver vissuto per un periodo, deve aver poi individuato, capito qual era la cosa, la vocazione più giusta per sé. Perché questa è una carta anche di fedeltà a se stessi, non è solo una carta di realizzo per quanto riguarda magari sentimenti o qualsiasi altra domanda che richiede o che si spera abbia risposta a esito positivo. Dunque abbiamo qualcosa di positivo dopo tanto penare. Ora, diciamo che è un po' difficile, siamo nella linea del presente, come se qualcuno gli portasse via le occasioni, o magari lui arriva tardi e già un posto, una cosa è stata presa da qualcun altro. Però attenzione, perché vedo che c'è la possibilità di incontrare una persona, oppure la possibilità di collaborare con qualcuno che non sarà grande di età, deve essere una persona comunque giovane, magari grazie Marietto, magari un amico, oppure qualcuno che già lui conosce, con cui è in buoni rapporti. Dunque diciamo che c'è una possibilità di iniziare un qualcosa con questa persona. Allora, devo dirti che non sarà tutto semplice. In certi momenti, vedi, c'è la carta della malinconia, dunque in certi momenti ancora guarderà il passato con un po' di dispiacere, forse sempre legato all'evento che ci segnala la prima linea. Però vedo qui un colloquio, la possibilità di parlare con una persona che ha intenzione di aiutarlo, perché in genere quando compare questa carta si parla di un qualcuno che è in una posizione tale per poter dare una mano, o perché è un datore di lavoro facoltoso, o perché c'è qualcuno che lo prende a cuore, lo individua in mezzo ad altri e potrebbe appunto convocarlo per un colloquio. Allora, questo potrebbe generare di nuovo grossi dubbi in lui, vedi che ci sono ancora difficoltà, un rimpianto. Diciamo che non vedo subito un proseguo positivo in quella direzione, però la donna maritata è una carta di conservazione. È come se comunque, nonostante tutte le difficoltà, lui riuscisse a tenere duro e a far mostra delle sue abilità e delle sue capacità. Allora,
Questo è un po' lo sviluppo. È chiaro che io, conoscendo poco e niente delle vostre storie, anche perché non è che mi potete riempire di dettagli, è chiaro, lo spazio per il commento è limitato. Io posso provare a individuare una delle letture più probabili, ma non conoscendo bene le situazioni è chiaro che vado a tentativi, Sì, abbiamo un avvicina, 60-70% di poi manca per authenticità. esempio il cognome, la foto, che sono tutti dati che io verifico durante i consulti. Però guarda, amore, mercante, dottore, amica. Credo che sia comunque una conferma che alla lunga troverà l'occasione, vedi che amore sono tutte le occasioni positive, anche un po' improvvise e comunque fortunate, dove è chiaro che è un segno positivo, no? Dove noi abbiamo una buona occasione, una buona opportunità. Tra l'altro il mercante chiarisce che si tratta proprio del lavoro, comunque un lavoro che sicuramente, per esempio, potrebbe svolgersi o in ambito medico o al servizio di una persona che ha per esempio uno studio privato, non per forza medico, ma anche un libero professionista, e dunque magari, non so, una forma di stage o qualche altra cosa del genere, collaborazione, e comunque vedi che poi c'è la carta cioè dell'amica, che è un'armonia ritrovata. Dunque, per me sì, non subito però, dovrà aspettare, dovrà avere pazienza. Come ha detto Pendolino. Esatto, sì, sì, sì. Allora, andiamo avanti, cari amici. Andiamo avanti. Questa è stata una bellissima lettura, profonda, piena di dettagli. Qui sono giù in fondo. Sì. Quindi saliamo un pochino. E abbiamo la nostra Doina. Però dobbiamo ricordare agli amici che ci seguono su Face che dovete autorizzare StreamYard a leggere il vostro profilo. Senza l'autorizzazione non compaiono i commenti che lasciate su Facebook, e dunque noi non riusciamo a rispondervi. Non ve la prendete a male, ve lo diciamo ogni volta, appunto, di autorizzare StreamYard, oppure di raggiungerci direttamente sul canale YouTube, o il canale YouTube del Marietto Veneziano, o il canale YouTube Il De Garda, o entrambi, iscrivervi, così potrete anche commentare il suo. Vabbè. Bene, cari, adesso abbiamo Doina che ci fa una bellissima domanda, mi piace perché è del 64. Che è annata, È un'annata d'oro, bravo Doina, 28-12, caspita, ancora un po' del 60. Del 65, per un pelo. Per un pelino, Doina, sei... se arriva un amore per me. Ok, poi mi raccomando, io ricordo tutte le persone che hanno già ottenuto una risposta, di lasciare spazio poi ai nuovi. Sì. Andiamo a vedere anche gli altri che hanno scritto. No. È certo che magari quella lì lo so, ma magari preferisce non avere problemi e non ti contatterà più. Comunque. Cosa? La risposta Doina. Stavamo leggendo le... Sì. Scusa Doina, stavamo leggendo perché noi vediamo tutti... Sì, poi purtroppo arrivano i commenti alla spicciolata. Bene, andiamo avanti con la Doina. Se arriva un amore per lei. Doina, pronta? Questo momento, rullo i tamburi. Vabbè, mi ha preso il parola. Tu chiedi, ti sarà dato. Doina, aspetta un pochino perché il pendolino adesso in questo momento Doina penso che sembra un più no, ma poi guarda un po', Sì. Allora Doina, ascolta bene cosa ti dice il Marietto. Ascoltalo. È meglio che ascolti le sibille della Ede, perché è un no che poi diventerà un sì. È una cosa un po' così. Beh, significa che dovrà aspettare, ma adesso con le sibille sapremo il futuro prossimo. Il futuro prossimo mi fa morire. La suspense. Allora, vediamo per Doina. Io posso vedere un pochettino quello che avverrà nel prossimo periodo. C'è un amore vero, non una passeggiata, fuga
un acuto che poi dopo già non si quando può- dicono un amore sembra che uno qualsiasi, dunque No, noi parliamo sempre di cose serie. magari Scusa, Doina, noi parliamo di cose serie, mica del primo che fa. Sei d'accordo? certo, Cioè, noi speriamo. vogliamo che i nostri amici stringano qualcosa. No, perché sennò, scusa, Ok, vediamo di rispondere se non Doina. mica puoi pettinare dai. Vedi che c'è costanza e gran consolazione. Dunque, porta pazienza che troverai soddisfazione. Già l'esito del taglio. C'era qualcuno però, Da qua però. Purtroppo, Se n'è andato. se n'è andato. C'era qualcuno di veramente importante, Dai, dopo tanto penare, sì. Allora, ascolta, Doina. Sì. Qualcuno che probabilmente per te era importante, aveva sicuramente molta presa, un gran fascino per te, sembra che se ne sia andato. Proprio abbia cambiato modalità dal giorno alla notte, perché questa è una carta anche di qualcosa di improvviso, o che non so, comunque c'è stata un'interruzione forte. Forte. Potrebbe anche essere stata causata da un'interferenza. Un'interferenza di una persona che ha molto raffreddato le cose, ha contribuito proprio a che si manifestasse però la separazione. Però era anche un personaggio di peso. Ma a lei sicuramente sì, piaceva lei. tantissimo. Allora, leggerezza, riunione, allegria amante. Allora, come vedi, già nella linea del presente c'è qualche possibilità, se vuoi. Potrebbe essere qualcuno non proprio dietro l'angolo, ma attenta perché potrebbe essere qualcuno anche non proprio intenzionato. Cristiano. No, dico intenzionato a costruire qualcosa di solido. Un birichino. Vabbè, o magari nasce un po' così la cosa, capito, no? No, devi spiegarlo anche a me, perché Sì. Così io traduco. Sì. Allora, nonostante ciò, penso proprio che le avance o comunque la corte di questa persona, che tra l'altro è proprio imminente, se non già È lì che gira, è è lì che gira intorno. Esatto, comunque ti fa piacere, quest'uomo sembra abbastanza ben intenzionato, quantomeno lanciato, partecipe, però guarda che qua si intromette una donna più giovane. Sì. Qui, a guardarle bene queste carte fanno pensare. Dunque, potrebbe cominciare, come dire, vedi, c'è proprio un'intromissione. Di nascosto, Ma poi conversazioni deliranti, dunque anche non è che magari lui sarà molto chiaro nel dirti le cose, magari in certi momenti ci sarà presente, in altri troverà scuse oppure non. Cioè, tu dici che questo che sta per arrivare, che vicino. È qua che la corteggia. Sì, la corteggia però dietro le quinte. Te l'ho detto che non è che parte con intenzioni di mettere su famiglia, cioè lui certo. parte già un po' così, vediamo come va, poi magari non è neanche vicino e dunque per un motivo o per un altro possono intervenire delle variabili che lo allontanano, lo distraggono, più che altro creano confusione, però poi vedi che c'è fedeltà. Sì. Dunque tutto sommato con qualche alto e basso, con qualche smossamento. Esatto, potrebbe poi rivelarsi un qualcosa di valido. In ogni modo, mercante, speranza, consolante sorpresa e dottore sono carte che fanno capire che è possibile trovare un qualcuno, vedi che finalmente dopo un'attesa o comunque non perdendo mai proprio la speranza, qualcosa di sorprendente che potrà veramente portare una guarigione, comunque una persona o che si prenderà cura di te o che comunque una persona di un certo tipo, vedi anche mercante, insomma, deve essere qualcuno che... Solido. Sì. Cioè, non una persona cioè, sta dicendo che arriverà una persona valida, non un pupazzo. Questo? Sì, più o meno. Diciamo questo. Comunque ok, c'è. Sì, certo. Quindi il primo che arriva, adesso che ti dico, stai un po' attenta, ma
Sì, infatti il pendolino ha detto di no, quindi... Poi Veron sì, dunque probabilmente può anche essere la stessa persona che inizialmente sembra, sì, poi si perde un po' e magari sembra un no e poi diventa un sì. Sì, può anche essere, lì bisognerebbe andare in dettaglio. Poi si vedrà. Andiamo Comunque, avanti. avanti. Poi abbiamo la nostra Italia, ciao Ci Italia, saluta, grazie ci Stellina. saluta anche La Sofia, anche Antonio. La domanda di Cinzia. Abbiamo la Cinzia, vediamo un po' la Cinzia cosa ci Vuoi dice. sapere se troverà lavoro? 3 dicembre 72. Andiamo anche qua, vediamo un po' la Cinzia. La nostra Cinzia se troverà lavoro. Sembrerebbe così, sì. Sembrerebbe così. Guarda Cinzia, non è facile, non ti devi arredere, ma alla fine ci sarà qualcosa di buono. Fai 5 carte o Sì, 5 sì, carte? va bene. Perché è una domanda facile, nel senso che... Vediamo un po'. Cinzia, Sibille, ditemi se Cinzia trova lavoro, grazie. Allora, una qualche opportunità c'è molta competizione però negli ambienti della ricerca lavoro, dunque magari deve farsi notare in mezzo a più contendenti. Allora, triste la Cinzia, sì, ha avuto forse un recente dispiacere legato al lavoro, però guarda che sono tante le opportunità, più di una se ti guardi intorno e poi vedi che c'è la riuscita, la consolazione, il colloquio di lavoro soddisfacente. Io non ho niente da dire, anch'io. Anche se è chiaro che sì, e probabilmente siccome una domanda con una sola linea rivolta al futuro, è possibile che per un po' di tempo sarai così, ma non devi avere preoccupazione perché il tempo di guardarti intorno verranno fuori più opportunità. Vedi che potranno portarti soddisfazione o comunque per avere un colloquio soddisfacente. Dunque, andiamo avanti. Quindi Cinzia tieni duro e continua a seguirci. Federica, ciao, mi renderò qui. Ma lui come si chiama? Federica. Federica. Lui come si chiama? Io mi chiamo Marietto, lei... Ma lui? Andiamo a vedere se era scritto che magari... Vediamo, magari l'ha scritto. Era scritto. Non sembra proprio. Scendiamo. Ah sì, guarda. Meno male. No, di nuovo lui. Ma Federica, ma lui chi è? Scusa? Perché ha fatto copia e incolla. Allora, tra l'altro noi vi rispondiamo alla prima volta che scrivete, non c'è bisogno di scrivere. Io ho risposto a una. Ok, posso fare una domanda? Ma vedi che si legge. Ah sì, perché allora si vede. Magari le mette... Maurizio, brava Federica. Questo lui si chiama era Maurizio, te l'avevo detto che era lui. Non lo sai, ma scusa. Lo sanno tutti, perché si chiama Maurizio. Ma non te lo poteva dire. Dio Fede. E dillo, no? Maurizio. Allora, vediamo un po'. L'ha scritto 2 volte. Vediamo se Maurizio... Perché magari ti confondevi con l'altro Maurizio. Allora, vediamo se Maurizio la renderà ufficiale. Vediamo le date, dunque 5 gennaio 78 e Maurizio 8 febbraio 59. Avanti. Dai. Sì. Ma chi è del 59? È lui. Ah, lui. No. Sta lottando, Sta lottando, Federica, mi sembra quasi una lotta, Vediamo. È più per ora sembra proprio un no. Si sta lottando, ma vediamo. È un no spinto, Vediamo se Maurizio rende ufficiale Federica. No. Abbiamo già qualche... Ci sono degli intoppi. Sai cosa? No, perché è la nemica, è una carta che parla anche di pettegolezzi. Ci sono dietro pettegolezzi. Maledingo. Delirato.
l'amante. Allora, già è nata un po' così, Sì, un po' di nascosto, un po' messaggi, un po'... vuoi staccare, vuoi staccare. Vedi? Niente, però anche l'esito no, ti terrà nascosta ancora un po'. Vedi, militare è un segreto, eppure ti vuole bene, però vedi che ha paura dei pettegolezzi, dunque lui farà ancora di nascosto. O dei pettegolezzi o che la cosa si sappia, probabilmente ha qualcosa da perdere nel portarti allo scoperto. Dunque non credo che lo farà subito. È molto tormentato. Molto tormentato e anche... È possibile anche che in certi momenti ti dica che lo farà, ma poi nella realtà o capiteranno delle cose che lo freneranno. In questo momento, vedi, addirittura, guarda questa carta qui, vedo, cioè proprio di chiusura, totale. È come se avesse dei rimpianti in qualche occasione. Perché tu ci sei, lei c'è, vedi, sì, qua, però lui subito pam, poi dopo di nuovo pam. Cioè sembra quasi un pistone. Fermo restando che lui il bene glielo vuole. Certo, nessuno dice di no. Però è proprio, per lui non è ancora il momento, ci sono ancora delle cose che deve chiudere, ci sono delle situazioni che gli generano disagio. Ma che gli vuole bene, poi vedi c'è anche la carta. Sì, però sono carte, vedi, questa è una carta di intimità dove stai chiusa e lasci il mondo fuori. Questa è una carta di segretezza, questa è una carta di nascosto. Dunque, qui poi c'è una carta terribile. Non posso dirti che per ora la cosa si renderà ufficiale, dunque per il momento no, poi magari più avanti. Federica, comunque il consiglio del nostro Marietto e anche di Hildegarda, eventualmente se mettete nome e qualche cancellate la domanda. Sì, se ci sono riferimenti troppo espliciti nel dubbio meglio cancellare. Allora abbiamo Federica, Cristina. Ma no, eravamo già giusti, sì, Cristina. La nostra Cristina, applicazioni. Cos'è, un virus? Un'app. Allora, Cristina, 10 marzo 86, vuole sapere cosa si presenterà nel suo futuro in generale, anche cose non belle. Giovanissima questa ragazza. 86 a 34 anni, facendo un conto così. Quasi la metà mia. Allora, bene, allora sì, bene, non male per le novità in futuro e poi vediamo cosa dicono le sibille. Dicono sibille. Ah sì, eh? Sì, adesso cerchiamo di capire cosa. Chiaro che in generale è una... Allora, scusate, proprio solo un secondo. Il sì vuol dire che non ti arriva giù un giubbotto. Esatto, le domande così generiche sono sempre difficili da interpretare perché le sibille chiacchierano molto, hanno da dire su ogni argomento, nel senso che ogni carta può sviluppare un tema in tutte le direzioni. Dunque, non avendo un nord, vado a braccio su quello che sarà il senso più generale della cosa. Vedi cosa scrive? È singolo, anche io, però per ora ha paura di calare il poker Dassi, non vuole ancora, non è il momento, però dai che ti vuole bene. Allora andiamo su, così torniamo a Cristina. Ho bisogno di vedere la data che già, come si dice in siciliano, ma scuddai. La sono scordata. Ma scuddai, che poi io non sono neanche siciliana. Ha fatto l'università del linguistico. Allora, vediamo un po'. Allora, ma tu stai desiderando un cambiamento da tanto tempo, talmente tanto che ormai lo brami. E forse il cambiamento potrebbe essere anche collegato a uno spostamento che vorresti fare. È proprio lì che attende. Guarda lì. Però, attenzione, perché qua...
Allora, oh, allora, cominciamo. Stanza, allegrezza al cuore, militare, fedeltà nemica. Allora, qua abbiamo sembrerebbe una situation interessante dove è probabile che tu abbia incontrato in modo molto ravvicinato qualcuno o che comunque ti sia arrivata notizia, un qualcosa che di giocoso, di gioioso anche, no? Qualche bella notizia, oppure qualche incontro con più persone, perché purtroppo, come dicevo prima, le sibille possono parlare a 360 gradi in tutti i settori della vita e ciascuno ha qualcosa da dire in ogni settore. Dunque diventa difficile capire così senza una domanda precisa il punto di riferimento cosa cercano di dire veramente, però qualcosa nasce nella segretezza, perché come dicevo prima, questa è la stanza, è un luogo dove si incontrano delle persone, ma tutto il resto nessuno sa niente. Dunque l'allegrezza al cuore sono i flirt, possono esserci anche più attrazioni fisiche, dunque questa è anche una carta di attrazione fisica e di segretezza, dunque diciamo che nel passato sembra che nel passato ci sia stata una relazione che comunque importante ma nascosta. E poi chi è entrato in scena? Un'altra persona che oppure il rischio, il pericolo che questa situazione possa essere passata di bocca in bocca e sia stata magari, non dico di dominio pubblico, ma può essere che qualcuno abbia chiacchierato e chiacchierando abbia cercato di colpirla. Diciamo che è un po'. Però vedi, anche questa altra carta di incontri segreti, sì. Forse questa cosa sta continuando, farete magari più attenzione a vedervi. Sì, perché questo ladro, sembra quasi che si voglia fare le cose. Sì, c'è ancora voglia di incontrarsi, ma purtroppo... top secret, esatto. 007, qualcosa lì, insomma. Guarda, è curioso la donna maritata e il denaro. Evidentemente questo o deve, all'apparenza deve conservare una stabilità che ovviamente le serve. Cioè tu dici che questa cosa è nascosta poi perché c'è qualcosa di prima facciata? Esatto, oppure potrebbe anche essere che questa cosa nascosta prima o poi diventi qualcosa ufficiale. Più intanto che si consolida e si conserva. Ma nel presente, Nel presente, non stiamo passando nell'immediato non ci vorrà, cioè io vedo che già quello che c'è e che probabilmente in passato già era una brace che bolliva sotto. Comunque continua e viene confermato, perché sono tutte e due carte di conservazione. Sì. Questo conserva, questo consolida, difende e barrica, dunque diciamo che abbiamo un qualcosa di molto solido. Sì. Cioè dici che dallo scoperto viene dal nascosto? No, perché la carta dell'ufficializzazione è l'Imenea. Quello è il top di gamma. Qui diciamo che diventa proprio un qualcosa di consolidato, c'è un rapporto che per entrambi può essere sentito come il rapporto forte che hanno contribuito a costruire. Sì. Allora, leggerezza, artista, omaggio di preziosi. Allora, probabilmente sarai chiamata a un colloquio non dietro casa, o potrebbe essere un posto non vicinissimo che ha a che fare con o qualcuno o qualcosa che ha sede lontano. È una buona opportunità, effettivamente, ti però procurerà delle grosse perplessità, evidentemente, perché questa è anche una carta di viaggio, di spostamento, la gita, dunque potrebbe anche essere che ti crei una qualche crisi, perché questa opportunità sarà una buona opportunità. Artista, ma però guarda qui che io proteggo. Infatti, dunque l'opportunità potrebbe essere buona e per timore magari di lasciare indietro qualcosa di importante o di mettere in discussione, in gioco la tua vita,
in modo troppo radicale, potresti magari avere qualche momento di dubbio, di abbattimento sul fare o non fare e cosa fare. Però guarda che io ti devo dire che sono veramente carte interessanti. Sì. E parlano di valide opportunità. Vedi che c'è comunque anche la carta del Gran Signore. Comunque vada, sei destinata a incontrare una persona che farà la differenza nella tua vita. Adesso, come esito, devo dirti che secondo me comunque è probabile che tu debba andare a chiudere e a tagliare i rapporti con un uomo. Sì, lo vedo anch'io. E da lì in poi sceglierai qualcosa di più solido per te, qualcosa che tu amerai tantissimo, che qualcosa che amavi già fare in passato, ma che adesso ti chiede un atto, come dire, anche questa è una carta di viaggio, perché anche questo Sì, può essere una visita. Guarda questo Gran Signore Esatto. qui sotto. Comunque stai andando incontro a qualcuno di importante. Esatto, cioè sai, io capisco qua, perché probabilmente anche tutto l'intrigo ha reso la cosa più succosa, però il chiudere ti porta incontro a qualcosa di grande. Perché c'è il Gran Signore. Gran Signore e anche sono due carte molto, molto positive queste qua. Di concretezza, solidità. Cioè, in sintesi adesso c'è questo momento che sembra glorioso, ma in futuro ci sta riservando una sorpresa importante il futuro. Esatto. Qualcosa che cambierà secondo me la tua vita. In positivo, perché il Gran Signore, poi anche artista, sono due carte top di gamma. Sì, sì. Bene, andiamo avanti. Buonasera ragazzi, Eleonora Pellegrino, Nicola. Io ti farei presente che siamo a cianciare da 50 rotti minuti. No, io guardavo più che altro la batteria del portatile. Questo è anche un altro che ragazzi, se spariamo è perché si è scaricata la batteria. No, andiamo avanti, che siamo nella mia live, quindi la tiro alla lunga. Ah, sì, va bene. Finché stiamo da me, ce n'è per tutti. Finché ce n'è per tutti. E come si dice? Finché ce n'è, viva il re. Quando non ce n'è più, viva Gesù. Io sapevo questa cosa. Allora, Antonio risponde. Loredana. Vediamo la Loredana. Chiede se ci sarà una ripresa 5 carte, d'ora in avanti, cari amici, solo 5 carte? Sì, fino a sfinimento. Quando la Hilde sviene, cioè le cose sono due, o muore il computer o la Hilde. Amici, se si scarica la batteria, se non ci vedete più è che si è scaricata la batteria e ci vediamo domani mattina. Sì. Io purtroppo devo lavorare domani mattina, le live sarà alle 11. Ok, allora ci vediamo domani mattina, andiamo avanti perché sennò... Sì, dico, questo alla peggio, se spariamo alle 11 domani col marito. Sì, ok. Allora, Loredana, ci sarà una ripresa economica. Yeah. 19 dicembre 68. Loredana per il momento penso proprio... Vai. Per Loredana, facciamo di tutto, va. Ma ci perdonano tutti i nostri... Oh mamma, mi vuoi veramente morta. No, non ci sei Sì, va bene, posso reggere, ho fatto di peggio. Dopo c'è un merito, perché dopo la... Io avrei un rituale da fare. Allora... perché? Sì, ma questa ha deciso di girarsi all'ultimo. Comunque abbiamo... Forse... Devi andare a sentire qualcuno che ti aiuterà a mantenere quantomeno il tuo stato delle cose. Scusa, mi avevi detto 5 carte. Dunque, sì, 5, 6, 7. No, allora, bene così. Allora, vedi, anche qua c'è una carta d'incontro. Tu devi andare a parlare con qualcuno perché evidentemente o hai bisogno di indicazioni, consigli, suggerimenti, oppure qualcuno ti deve dare qualche informazione, qualche notizia che si rivelerà utile per te. In effetti vedi che è una carta di speranza, ancora però ci saranno delle problematiche, non vedo una ripresa, perché queste carte non sono una ripresa, come può essere per esempio la costanza, la consonante sorpresa, ci sono altre le carte di ripresa. Qua c'è una pianificazione che è diverso, vedi che ci sono i progetti e forse una buona idea che riguarderà il futuro, ma non ancora
la ripresa vera e propria. Però non ti devi scoraggiare, io vedo che ci sarà un periodo difficile dove magari sarai un pochettino giù di tono, giù di morale, perché per quante cose tu cercherai di fare, per un periodo sembra che poi non si concretizzi granché, però guarda che arriva un'idea buona, oserei dire quasi geniale, dunque vedrai che anche se nell'immediato non c'è una ripresa, nell'immediato no, però in futuro molto in volentieri. futuro è possibile che comunque c'è qualcosa perché sta bollendo in pentola. Andiamo avanti. Nunzia. Allora, ciao Nunzia. Stai bene? Ci chiedi se stiamo bene? Sì, dai. Però io a lei non vuole sapere se Sergio sta facendo sul serio. Allora, 24 ottobre 62, invece Nunzia 4 gennaio 63. Grazie, ci vuole tanto bene. Grazie Nunzia. Come ci vuole tanto bene, allora ci vuole una completa. No, abbiamo detto, allora non è giusto nei confronti di quella no, ma ci ha lisciato bene. Ah, ecco, siccome lui è il re delle allisciate. Sì, una completa ci vuole. Fa sul serio, Sergio? Ma sembra di sì, e poi... Hai capito te, Sergio? Nunzia... Vediamo un po', Nunzia, stai attento perché sembra di sì, e poi fa una virata come uno skipper. Quando hanno le spalle al muro... Tu hai le spalle a un camino. E sei messo peggio. Andiamo avanti. Denaro. Le proposte poi si bloccano. Vedi. Vabbè, vediamo. Per ora è partito incendiario. Sono tutti incendiari con dentro pompieri. Però sembra quasi... Allora, Sergiuzzo, cosa combini, Sergiuzzo? Allora, guarda. Grandi parole, grandi promesse. Sì, ma orgoglio, superbia, dunque diciamo che è qualcosa di pompato. E poi vedi anche lei che non sta bene, guarda sì. lì, ammalata. Ma poi guarda che c'è sempre, vedi, c'è questa figura c'è una donna che interferisce. che si mette sempre il becco in mezzo. Ma dico, ma questa qui non può andare a casa anziani. Si vede che non è ancora alla soglia detta dove l'accetta. No, ma magari a casa anziani che prende il cellulare e il telefono a Sergio. Comunque, vedi, artista. Cioè lui è un personaggio che ha qualità. Va di fantasia, però, vedi, tormento. Sì. Speranza, poi dottore. Vedi. Allora, aspetta. Dunque, diciamo che analizzando bene e non prendendo solo le carte qua e là, lui qualche buona idea ce l'ha, solo che non è applicabile nell'immediato. Dunque, vedi che c'è sospiri, attesa. Alla fine parlerà molto bene, ma di concreto ci metterai un po' a vedere qualche primo accenno, che comunque sembra arrivare. Questo è presente. Sì, questa è nella linea del presente. Ora nel prossimo periodo allegrezza il cuore, casa, ladro. Vedi che ci sarà di nuovo qualche occasione che può creare turbamento e che non si vedrà subito, perché chiaramente questa occasione arriverà di soppiatto quando sei distratto. Dunque non credo, per quanto lui abbia detto, che poi riesca né lui a mantenere né veramente a concretizzare. Vedi che dopo c'è disgrazia, dunque è possibile che di nuovo tu ti possa aspettare che per un periodo avrete delle discussioni o al telefono, sì, proprio grosse incomprensioni. E poi però no, fedeltà. Devo dirti che ci sono ancora alti e bassi tra voi, e anche se lui torna in quarta perché comunque ti vuol bene, ci tiene a te, non vuole perderti, però in realtà non tira neanche fuori veramente gli attributi per arrivare al fondo. Cosa sono gli attributi? Le pelotas? Le pelotas, bravo, direi proprio di sì. Allora, guarda. Il finale?
Vedovo domestico, dunque anche qui... E pensiero, vedo, sono carte pesanti, non sono carte leggerine. Però poi c'è la riunione. Sì, però è una riunione un pochettino così, tirata per i capelli. Mi sembra che comunque lui spesso si muova perché magari ha rimpianto la paura di perderti, di restare senza di te, però poi alla fine più che progettare, pensare, non sembra che faccia granché. Però... Mi dici che un marinaio? Ma no, del buono c'è, però... Oh, amici, se c'è qualche marinaio che ci ascolti, no, io non intendevo dire... Le promesse da marinaio, si dice così. No, perché non è che magari esco, c'è il marinaio con la mazzotta. Categoria. Lei l'ha detto. Non è vero. Andiamo avanti, dai. Non si non fidate. Andiamo avanti, dai. Chi è il prossimo? Non lo so. Attento, Maura. 19 maggio 59, amore. Avrò di nuovo una storia con Paolo, 30 giugno 54. Vediamo se Maura avrà di nuovo una storia con Paolo. Sì. Sembrerebbe proprio di sì. Facciamo 5 parti. Ok. Facciamo l'ultima. Cari amici, facciamo l'ultima perché la batteria si sta scaricando. Sì, no, mi fai sentire come la moglie del nostro fisioterapista. Ti prego, non mi mettere in quelle condizioni. Perché vuoi andare in là? Non me ne frega niente, però. Allora, cos'è che dovevamo guardare? Maura e Paolo. Ai ai. Oh! 5 carte. Queste sono buone. Artista, bambino. Ma sai, sembra che ci sia di nuovo un avvicinamento, la possibilità di un nuovo inizio che si basa su un qualcosa che c'era già. E poi dopo... lui ha questi pensieri di farlo e poi non va, non fa. Questo però è nell'immediato prossimo, il pendolino visto oltre. Però diciamo che nel prossimo l'uomo vale, è una persona che ha qualità. Ma non è che lui ha preoccupazioni sulla salute, perché secondo me lui ha paura di morire o pensa alla morte in qualche modo. Magari è per questo che la tiene a distanza, non vuole... Può anche essere, perché vedi che c'è la morte. Questo pensiero qui, vedete queste due carte qua? Oh, vabbè, è giovane, è del 54, ma magari oggigiorno non sta tanto bene, o magari qualche fobia, non è che per forza uno deve stare male per avere qualche ansia, Dico, è un po'... è un uomo che ha o ha paura di perdere le cose, o il suo... potrebbe avere, vedi che le buone intenzioni ce l'ha con una persona valida, e effettivamente potrebbe esserci di nuovo un inizio di un qualcosa che già aveva la sua storia, cioè non è una cosa nuova. Però pensiero e morte, dunque sembra che ho paura che la cosa finisca, o c'è qualche malattia in corso che lei non lo sa. Oppure appunto lui magari ha qualche paura di mettersi in gioco e perdere di nuovo o soffrire o paura di cambiamento, oppure ha dei progetti. Comunque, cari amici, siamo arrivati sul finale, no? Adesso siamo al 50% di batteria, questo computer non tiene. Non regge. Michelle, devo andare avanti. Bene, cari amici, voi sapete che domani mattina alle 11 c'è il Marietto nei vari social, nei più famosi, chiaramente quelli del legale Marietto Veneziano. Sapete che potete oggi che giorno è, scusa? Oggi è mercoledì. Perché siamo nella mia live.
Siamo nella live di Maledetto Veneziano, ma domani saremo ancora nella live di Maledetto Veneziano, sarò solo, meglio soli che me ne accompagnati. Certo, bravo, bravo, va bene. Lo dice lei perché non vuole scappare. E poi venerdì alle 21 o 21:30? 21:30, venerdì alle 21:30. Venerdì Sì, alle anche 21:30. se poi in futuro magari unificheremo, faremo un unico tutto. orario, così Voi non si scriveteci nei confonde. commenti se volete 21, 21:30, così vediamo, tanto sarà 21, però voi scrivete, magari sarà un rimando. Niente, adesso lo dico io, sapete già che avete la possibilità di acquistare questo ebook speciale, Tappo la bocca. costa 50 euro, lo si può trovare tranquillamente nello shop del Capitano dei Pini, nel sito del Capitano dei Pini, www.ilcapitano.intervista.org nel sito di Legare Maledetto Veneziano. Bene, questo è l'ebook, 50 euro per chi ce l'ha e vuole investire, noi ci siamo. Bene, cari amici, il vostro Marietto e la Hildegard vi ringraziano di averci seguito fino a qui e io ci sono per voi domani alle 11 e poi venerdì la nostra Hildegard da sola, perché è meglio solo che me ne accompagnate, alle 21:30. Grazie cari amici, il vostro Marietto e la vostra Hilde